Siamo, come avrete capito, all'interno del centro storico, nei siti dove dovrebbe sorgere l'intervento di riqualificazione denominato Terravecchia. E sono voluto ritornare qui perché questo posto mi pare semplicemente bellissimo, anche se siamo tra le macerie, ma abbiamo una visuale meravigliosa offesa dallo scempio di quel palazzo, del Palazzo Vita. Però per il resto è un posto francamente tra i più belli di tutta la Sicilia, e sono voluto venire qui tra queste macerie che, se sarò sindaco, scompariranno, per rispondere ai ragazzi, chiamiamoli così, di Angelo Capodicasa, agli uomini della corrente, come li chiamo io, dei Bagani, che proprio ieri con Domenico Pistone hanno rilanciato una serie di critiche e di dubbi sull'intervento Terravecchia. Voglio dire molto brevemente a Pistone e a Capodicasa che loro non hanno neanche il coraggio delle loro azioni. Invece di dire quelle sciocchezze, cioè che questa zona può avere dei problemi di carattere geologico e per questo motivo qui la riqualificazione non dovrebbe farsi e dovremmo lasciare le macerie che qui vediamo, le schifezze che qui vediamo, dico a Capodicasa e ai suoi uomini: ma perché non presentate le interrogazioni al comune? Perché non presentate le interrogazioni al Parlamento? Perché Giacomino di Baganetto non presenta delle interrogazioni alla Regione Siciliana, se sono vere le cose che voi dite e che io ritengo invece sciocchezze? Siete solo buoni a parlare e mai ad agire. Pistone, più che altro, invece di dire queste cose, perché non va a chiarire al Tribunale com'è che non sapeva riconoscere la sua firma innanzi alle carte false famose della vicenda Manzullo-Messana? E voglio anche cogliere l'occasione, sono nel cuore del centro storico, uno dei luoghi più amati da Lillo Miccichè, per far riflettere Lillo Miccichè. Caro Lillo, siamo nel centro storico, battiamoci assieme per questa città di Agrigento. 5 anni addietro io ti pregai quasi in ginocchio di non candidarti a sindaco per evitare che tu finissi come sei finito, fuori dal Consiglio Comunale di Agrigento. Errare humanum est, perseverare è invece diabolico. Mi pare che state perseverando, state facendo delle primarie semplicemente risibili che avranno come unico risultato quello di mettere te, Lillo Miccichè, e Nello Amel, altra persona che merita di avere un ruolo in questa città, fuori dal Consiglio Comunale, fuori dalla politica e dalle istituzioni agrigentine. Lasciate perdere le primarie degli sciocchi, battiamoci per costruire il risanamento e il rinnovamento della città, tutti uniti, avendo come insegnamento ciò che ci dice oggi anche il vescovo di Agrigento, a partire dalle vicende dell'acqua. Basta disegni suicidi.